Stiamo navigando nel Golfo del Tigullio, paradiso dei naviganti, protetto, certo è esposto a sud-est e quindi insomma con lo scirocco non si gode, ma vabbè, per il resto siamo tranquilli. Stiamo per entrare nel porto di Santa Margherita Ligure. Amore mio, ti amo, sei la mia vita. No, io speravo lì di trovare, diciamo, evidenziato il canale radio e invece c'è un messaggio d'amore. Comunque il canale radio è il canale 11 per comunicare col Marina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comandante Gino, capo ormeggiatore delle porte responsabile, di Santa Margherita tanti Ligure. titoli. Vabbè. Allora noi abbiamo chiamato sull'11, sei testimone. Certo. Siamo entrati qua, Certo. Bellissimo porto, come dire, dà un'idea di solidità, riparato. Che servizi date ai diportisti? Noi tanto abbiamo attualmente 36 posti barca che vanno dai 10 ai 55-60 metri. Pescaggio? Pescaggio a Santa Margherita non c'è problema di pescaggio, il minimo pescaggio sono 5 metri in banchina. Ho capito, servizi che date? Acqua, Allora, tanto noi abbiamo luce, acqua, luce a tutte le imbarcazioni, servizi igienici. gasolio, rifornimento, ci sono i vari cassonetti della raccolta differenziata. Certo. È in fase di progettazione un sistema di raccolta per gli oli usati e ci sarà un sistema di raccolta di acque nere dalle imbarcazioni collegate direttamente in fogna e si prevede anche un'ulteriore raccolta di acque da sentina. Poi posso dirti una cosa? Dimmi. Non vorrei sembrarti un po' nostalgico pauperista, però io ho visto dei Marina nuovi, molto belli, niente da dire, belli, però una banchina comunale come la vostra, uno si sente, capito, un po' più, dai, perché questo è un si porto sente a naturale, casa. questo è un porto naturale. Ma possiamo tirare giù anche se abbiamo da smontare proprio, voglio dire, la pompa di un gabinetto, lo possiamo fare, Certo. Cioè ci sentiamo un po' più rilassati. Qua non è un porto fighetto. No, assolutamente, non è un porto costruito. Ecco, e questo no. è un pregio assoluto. E poi c'è la cittadina, Santa Margherita Ligure, bellissima, e poi c'è con Santa tutti i Margherita. servizi, E poi la lavanderia è lì, tutto. il barettino per la colazione C'è è un lì. panificio eccezionale, qui panificio c'è la focaccia che è squisita. Questo è fondamentale, secondo me nei portolani ci dovrebbero essere queste informazioni. A Santa Margherita, poi Santa Margherita e Santa Margherita. Gino, scusi, allora, quanto costa ormeggiare qua? Allora, partiamo da un 12 metri, paga sui 64 euro. Una notte? Una notte. Un 20 metri, 120, un 25 metri, 160, ad arrivare a un 38 metri che spende 290 euro a notte. Il tutto compreso il pronto intervento di Gino? Esatto. Naturalmente che però non è elettrico, anfibio, non va nell'acqua. quello no.